Bambini del silenzio, bambini della luna, piccoli alieni. Con questi termini suggestivi vengono spesso denominati bambini autistici per la particolare disabilità sociale che li contraddistingue. Quando l'area della comunicazione è compromessa, il mezzo grafico può divenire un vero e proprio linguaggio alternativo e assumere valenza espressiva e forza comunicativa. Tuttavia i disegni rispecchiano un universo complesso e variegato e pertanto vanno letti singolarmente e ricondotti al percorso esistenziale di ognuno. Il foglio richiama e rappresenta un contatto, un incontro del bambino con l'esterno. Attraverso il disegno, egli impara ad isolare gli stimoli diversi e gli istinti che affluiscono dentro di lui e quindi a dare loro forma e immagine. La rappresentazione grafica rende possibile trasformare emozioni angoscianti in emozioni sopportabili, creare oggetti rassicuranti e provare piacere nel gioco delle forme e dei colori. Emergono così le paure, le diffidenze, le difficoltà, ma anche il desiderio di uscire allo scoperto e soprattutto la domanda inespressa di comprendere e di essere compreso. È questa l'importante funzione comunicativa del disegno, capace di rompere la grande solitudine del bambino autistico, costruendo un ponte fra mondo interno, in cui spesso sembra smarrirsi, e mondo esterno, sconosciuto ed estraneo.